Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Alcuni dei fatti di cui ci occuperemo oggi, c'è l'ondata del maltempo che ha colpito in particolare il Bassanese, l'Alto Vicentino, e poi la notizia che vedete qui vedete sulla prima pagina del Gazzettino: operaio muore schiacciato da un rullo, ferito un collega. È stato un altro tragico infortunio, questa volta nella cava di Superbeton, un altro incidente mortale sul lavoro, una vittima e anche un suo collega gravemente ferito. Ci collegheremo più tardi con Cristian Arboit e Nicoletta Rizzetto. Adesso dovremo avere un collegamento invece sul maltempo, non ancora perché abbiamo problemi con i microfoni. Vediamo allora, restiamo su quanto è accaduto nel Bassanese. A Marostica c'è stato un blackout, vediamo come sono andate le cose in questo servizio della nostra redazione di Bassano del Grappa. In regia ci sono Italo Morao e Simone Merlo. Grazie se potete mandare in onda il servizio su blackout di Marostica. Blackout a Marostica, la città è rimasta per ore senza corrente con ben immaginabili disagi, soprattutto legati alla sicurezza stradale, dal momento che anche i semafori si sono spenti. Immediata l'attivazione del comune. Devo ringraziare anche la prefettura che dopo averli contattati si è attivata subito anche con l'ente gestore e quindi c'è stata anche una risposta immediata. Di fatto ha preso tutta la fascia di pedemontana, quella proprio sotto collina. Abbiamo avuto problematiche ai due municipi, quindi questo in centro storico e quello fuori mura, compresa anche biblioteca, e i semafori. Questa è forse la criticità più grande, proprio perché le persone magari si vedono spaesate. Dal loro canto gli agenti della locale hanno provveduto a regolare il flusso del traffico in attesa che il semaforo si riattivasse, e solo dalle 12:40 l'erogazione di energia elettrica ha ripreso regolarmente. Ci tengo a invitare i cittadini: se vi salta la corrente segnalate al numero presente in bolletta il guasto e la criticità. In questo modo si riescono a fare le triangolazioni delle varie aree e distribuzione riesce a intervenire in modo più puntuale. Non è la prima volta che si verifica un blackout a Marostica, così come anche in altri comuni dell'area. Mozzo parla di cause da imputare al sovraccarico da utilizzo di condizionatori in questi giorni torridi, ma non solo. Bisogna anche cominciare a fare dei ragionamenti, a mio avviso, se è sensato continuare a fare nuovi impianti agrivoltaici, fotovoltaici, quando le linee principali non supportano di fatto questa immissione di nuove potenze e anche di maggiori consumi. Forse bisognerebbe ripensare prima a un grande investimento pubblico nel rifare totalmente le linee dorsali, quindi le principali, per poi andare a avere la captazione di tutte quelle che sono le linee secondarie. E così il sindaco di Marostica Mozzo. Andiamo sulla cronaca nera, poi in attesa di collegarci con Bassano del Grappa per l'ondata di maltempo, vi dicevo, anzi andremo a Rosà per la precisione, abbiamo problemi tecnici. Intanto vediamo il servizio sull'anziano che è stato travolto e ucciso dal trattore guidato dal figlio a Brugine. La procura di Padova ha aperto un fascicolo, si indaga per omicidio colposo. Sarà eseguita l'autopsia sul corpo di Flavio Beltramine, l'agricoltore di 75 anni, travolto e ucciso dal figlio alla guida di un trattore carico di cereali nell'azienda di famiglia in via Ardoneghe a Brugine. Il sostituto procuratore Francesco Lazzari ha aperto un procedimento per omicidio colposo per fare chiarezza sul decesso. L'autopsia servirà a stabilire se siano stati un malore o le gravissime ferite riportate a causare la morte dell'uomo. L'incidente alle 17 di martedì all'interno dell'azienda agricola. Trasportato in elisoccorso all'ospedale di Padova, Flavio Beltramine era morto poco dopo il suo arrivo. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri che hanno condotto a lungo i rilievi una vita interamente dedicata alla famiglia e alla sua azienda agricola, quella di Flavio Beltramin, che lascia 3 figli. Vedovo in giovane età, Beltramin si era sempre occupato di loro con grande affetto, con l'aiuto della madre. Un dolore che si unisce al dolore di una vita che aveva provato la famiglia in più occasioni. Una tragedia che ha colpito tutta la comunità di Brugine. Siamo 7.000 abitanti, ci conosciamo tutti. Così il sindaco Michele Giraldo, che ha aggiunto: piangiamo un nostro amico, poteva essere nostro padre. Si è accasciata al volante dopo una tragica sbandata. Il frontale
con un SUV. È morta nella notte al Cafoncello un'anziana di 83 anni rimasta coinvolta attorno alle 20 in un drammatico incidente in viale Brigata Marche a Carbonera, siamo nel Trevigiano. La pensionata è stata colpita da un malore, tanto che la sua auto è stata vista sbandare più volte fino all'invasione della corsia opposta su cui sopraggiungeva il SUV Maserati di un 39enne di Mirano. La vittima è Pierina Zanatta, 83enne, nativa di Brescia ma residente a Treviso nel quartiere di Canizzano. Accertamenti a carico dei carabinieri di Silea. Sull'incidente sarà aperto un fascicolo da parte della Procura. E intanto la CISL denuncia un pericolo costante sulla Romea, in particolare a una fermata. Vediamo il servizio della nostra redazione di Venezia. Questa è la situazione che denunciamo ormai da molto tempo, direi da qualche anno. Questa è la fermata del pullman dove i lavoratori di Poligov sono costretti a rischiare la propria vita per arrivare nel proprio posto di lavoro che si trova giù in fondo. Una fermata proprio a ridosso della trafficatissima Romea, tristemente nota, soprattutto di recente, per incidenti che hanno avuto esiti anche mortali. Nessuna paratia, nessuna segnalazione visibile da lunga distanza per gli automobilisti, nessun posto dove potersi riparare dalle alte temperature d'estate e dal freddo d'inverno. La denuncia della CISL di Venezia. Non abbiamo neanche le strisce pedonali che permettono di attraversare qualora chi proviene da Chioggia deve recarsi in azienda, quindi attraversare la strada per andare nel proprio posto di lavoro è un rischio ogni giorno. A rischio i lavoratori della Poligov, stabilimento che oggi occupa circa 250 persone e che produce componenti plastici per il settore igienico-sanitario. Siamo qui ad aspettare il pullman sotto 36 gradi. E non mi sembra neanche umano una roba del genere. Quindi possiamo pensare anche quando ci troviamo nelle stagioni invernali, dove oltre alla pioggia abbiamo anche la nebbia che mette a rischio i lavoratori per attraversare la strada e recarsi al proprio posto di lavoro. Ecco, questa è la situazione che noi stiamo denunciando ormai da troppo tempo. Come FEMCA CISL siamo fermi e da qui in avanti si prospetteranno delle iniziative importanti affinché qualcuno ci ascolti. E lasciamo la pagina degli incidenti, della sicurezza stradale. Andiamo in diretta a Romano Dezzelino da Mirko Cavallin e da Alessandro Costacurta per la parte tecnica, perché c'è stata una forte ondata di maltempo con alberi abbattuti, concerti rinviati. La linea Mirko, a te. Buongiorno direttore, ben ritrovati dal parco di Villa Negri a Romano Dezzelino. Con me c'è il sindaco Simone Bontorin, c'è l'organizzatore di Amma Music Festival Andrea Dalmina, c'è Marco Fioravanzo dell'Associazione Oncologica San Bassiano. Ieri in pochi minuti si è temuto molto qui, ci riassume il sindaco cos'è successo, anche se lui stesso non se n'era accorto a poche centinaia di metri da qui. Buongiorno a tutti. Nel tardo pomeriggio di ieri, tra le 18:30 e le 19, è avvenuto un temporale che ha coinvolto quest'area, l'area della Torre di Dante e Valle Santa Felicita, e che in pochi minuti ha creato parecchi problemi, soprattutto in termini di alberature, rami caduti e soprattutto di disagi. Quello che vedete alle mie spalle è l'esito di circa 10 minuti di vento e di raffiche di vento improvvise che sono avvenute proprio in questa zona e non hanno coinvolto altre parti del comune se non più a nord. Si tratta di danni alle strutture leggere di recinzione del parco, ad alcuni gazebi, ad alcuni chioschi, e che fortunatamente sono tutte attrezzature sostituibili o riparabili. Di conseguenza invece quello che è l'aspetto di sicurezza dell'evento, con il palco e con le tendostrutture da utilizzare anche in caso di eventi atmosferici durante l'evento, tutto si è dimostrato all'altezza della situazione e ben tarato. Dunque tutto montato a norma, Andrea Dalmina, questo significa appunto che le regole sono state rispettate. Il prossimo appuntamento qui è sabato, giusto? Confermato con Alex Britti. Esatto, dopo il weekend della settimana scorsa con Scorpions, Alice Cooper e molti altri gruppi internazionali e nazionali. Sabato noi siamo orgogliosi di portare qui a Romano Dezzelino Alex Britti,
per la serata di solidarietà per l'associazione ecologica San Bassiano. Ricordo a tutti che l'entrata è gratuita, basta andare su Ticketline e registrarsi. Partecipate, anche se vedete qualche meteo con qualche nuvola, partecipate, perché c'è bisogno di partecipazione. Noi questa data la teniamo in gratuito appositamente perché si possano raccogliere donazioni per chi ha più bisogno di noi. Ecco, ricordiamo che ieri il concerto previsto a Bassano dei Pooh è stato rinviato a domani sera, c'è un'incognita meteo anche su domani, ma insomma questo lo scopriremo. Marco Fioravanzo, dunque, associazione ecologica importantissima, conosciutissima qui a Bassano, un'occasione importante, c'hanno migliaia di persone per una raccolta fondi. Sì, intanto ne approfitto per ringraziare il sindaco e anche Andrea, l'organizzatore di Ama Festival, e soprattutto gli imprenditori che hanno aiutato a portare a termine questo meraviglioso concerto spettacolo all'insegna della solidarietà. Come diceva prima Andrea, l'ingresso è gratuito, all'entrata se fate una donazione ben venga, perché tutto l'intero incasso sarà devoluto alla stazione ecologica San Bassiano. Il motto della stazione ecologica San Bassiano, come vedete alla maglietta, è far del bene, far stare bene, quindi continuiamo a far del bene perché è un dono prezioso nella nostra vita. Chiudendo la pagina del Maltempo e torno al sindaco Simone Bontorin. Allora, un aggiornamento a Semonzo del Grappa, provincia di Treviso, comune di Borso, che è a poche centinaia di metri da qui. È successo pochissimo, me l'ha confermato il sindaco Fiorella Ravagnolo. Alcuni alberi caduti e rotti dal vento sono segnalati a Enego sulla provinciale 78 e anche a San Zenone degli Ezelini di fronte al municipio. Quindi, ricordando che esattamente 3 anni fa ci fu la grandinata a Tezze sul Brenta, proprio in questi giorni, 19 luglio, questo è un po' un periodo purtroppo vocato a questi eventi atmosferici sempre più forti e sempre più localizzati, perché l'allerta arancione riguardava tutto il Veneto, ma non è detto di sapere dove colpisca. Il fatto è proprio questo, che sono ormai 3 settimane che o con vento o con piogge improvvise e temporali ci troviamo a dover raccogliere numerosi alberi, numerose alberature e ramature che cadono in strada. Di conseguenza quello che è successo qui, che fortunatamente è già quasi stato sistemato nella parte di sicurezza, potrebbe accadere altrove. Quello che mi sento di dire è un'attenzione particolare ancora a chi dovesse transitare nelle vie, nelle strade o nei parchi pubblici, specialmente della zona nord-est del comune, perché è qui che stiamo ancora facendo delle valutazioni e tagliando purtroppo piante che sono pericolanti. E il fatto che abbiamo un patrimonio arboreo molto importante rischia anche poi con questi avvenimenti di rendere tutto molto più costoso e impegnativo, ma vedo che già questa mattina in poche ore con la ditta boschiva abbiamo fatto grossi progressi. Allora, su questo vi aggiorneremo nei telegiornali di questa sera. Ringrazio tutti i miei ospiti, Alessandro Costacuta, la parte tecnica. Direttore, a te. Grazie molte, grazie Mirko Cavallini e Alessandro Costacurta, e ovviamente al sindaco Bontorin e agli altri ospiti. Non si è trattato di maltempo in questo caso, ma è stata sfiorata una strage questa mattina intorno alle 6, quando è crollata una parte dell'edificio del Tribunale di Bolzano, dove erano in corso lavori di ristrutturazione. Il crollo è legato al cedimento di alcuni solai, ma al momento non se ne conoscono le cause. Vedete dalle immagini che si è trattato di un crollo imponente. La Presidente del Tribunale, Francesca Bortolotti, ha fatto sapere che all'interno c'erano 3 persone addette alle pulizie, che una è rimasta lievemente ferita. Il cedimento riguarderebbe circa un quarto dell'edificio. I vigili del fuoco hanno già fatto un primo sopralluogo sul posto, stanno verificando che non ci sia pericolo di altri cedimenti e stanno provvedendo a chiudere le tubature per evitare fughe di gas. Tutta la parte centrale dell'edificio è inagibile, si sta cercando di capire quando e come sarà possibile ripristinare le attività del Tribunale. Adesso passiamo alla sicurezza, ai cittadini che sono spesso vittime di furti nelle abitazioni. Poi sappiamo quanta altra violenza c'è anche sul nostro territorio rispetto a risse, aggressioni, rapine, scippi, e se ne sta parlando molto a Mogliano Veneto, perché Mogliano Veneto è stata interessata da diversi gravi episodi. Andiamo in diretta da Lucio Zanato. A te, Lucio.
Sì, buongiorno, vi ho chiesto la linea qui da Mogliano perché il sindaco oggi ha presentato delle importanti novità sul tema sicurezza. Quali sono state? Abbiamo fatto il punto degli importanti investimenti che stiamo mettendo in campo per la sicurezza. In 2 anni abbiamo investito quasi €1 milione. Ultima novità, proprio in questi giorni è partita la sorveglianza privata, una pattuglia che sarà presente dalle 22 di sera fino alle 6 di mattina, che andrà a presidiare i nostri 60 circa edifici che abbiamo in città, ma di conseguenza andranno a fare controllo nelle vie della città. Tutti i giorni, anche i giorni festivi, abbiamo fatto un contratto addirittura di 3 anni, diamo proprio continuità a questo servizio. Dopo un primo periodo di sperimentazione abbiamo capito che funziona, che è un elemento in più per portare sicurezza in città. Ma non solo questo, nella frazione di Bonisiolo proprio in questo momento stiamo installando, anche lì stiamo ampliando il nostro sistema di videosorveglianza, anche lì un investimento importante, oltre €300.000 per installare telecamere e andare a sorvegliare quella frazione, che è una frazione anche importante perché lì abbiamo diverse uscite autostradali. Non solo questo, nella caserma dei Carabinieri importanti investimenti. L'anno scorso abbiamo rifatto gli alloggi per il comandante e per gli agenti e stiamo intervenendo proprio in questo momento per mettere in sicurezza sismica la caserma e stiamo facendo dei lavori di ristrutturazione importante proprio per rendere l'edificio ancora più sicuro. Tanti investimenti per portare sempre più sicurezza in città e aumentare anche quella che è la percezione della sicurezza, perché i dati ci dicono che Mogliano è una città sicura rispetto anche ad altre realtà simili. Ecco, quello che ci tengo a dire è che vogliamo dimostrare con i fatti, con le azioni che ci impegniamo per la sicurezza, non soltanto con proclami o annunci. Appunto, in termini di numeri, lei prima ha spiegato intanto che la stazione di Mogliano ha più passaggi rispetto ad esempio a quella di Rovigo, quindi c'è bisogno di maggiore controllo sicuramente. Il secondo dato gliel'ha dato il questore nei giorni scorsi quando è andato a incontrarlo per il tema della sicurezza, che rispetto ad esempio a Conegliano o comunque le altre città del nostro territorio voi siete quelli più bassi, mi pare di capire. Sì. I dati insomma ci confortano perché gli investimenti che stiamo facendo insomma da anni portano dei risultati. Purtroppo alcuni eventi come le RIS di qualche giorno fa rovinano questa percezione di sicurezza. Mogliano è una città molto viva, abbiamo appunto una stazione molto frequentata, ma è viva anche perché crediamo che portare eventi in città, mantenere insomma una città dove il commercio funziona, mantenere le serrande alzate crei sicurezza in diretta, però è importante e crediamo che una città viva sia anche una città sicura. Ecco, questo l'ha detto anche il rappresentante dei commercianti che era qui presente. Per ultimo a rappresentare le forze dell'ordine c'era il nuovo comandante della stazione dei Carabinieri di Mogliano. Sì, bella novità di oggi, è arrivato il nuovo comandante, il luogotenente Giuseppe Mazzetti, è arrivato in città, abbiamo subito insomma fatto i primi colloqui, è una persona molto disponibile che ha dato veramente apertura e anche lui crede nel rapporto di collaborazione che deve esserci tra istituzioni, quindi tra amministrazione comunale con la polizia locale, che anche questa l'abbiamo rafforzata ultimamente, e appunto Arma dei Carabinieri con la bella presenza che abbiamo qui in città. Per ultimo, cosa si sente dire ai suoi cittadini in termini di sicurezza dopo la conferenza di oggi? Dobbiamo insomma tutti lavorare assieme per mantenere la sicurezza in città e invito anche i cittadini ad iscriversi al controllo di vicinato, un sistema che abbiamo messo in piedi che prevede proprio la sicurezza fatta in modo partecipato, dove anche i cittadini possono assolutamente essere parte di questa grande realtà che è Mogliano Veneto, che vogliamo mantenere sicura. Grazie Sindaco, e con questo appello restituisco la linea. Grazie Lucio Zanato, il sindaco di Mogliano Veneto. Vediamo ancora per quanto riguarda la cronaca, colpi di carabina esplosi per divertimento da un gruppo di ragazzi. È successo a Villafranca Padovana nel pomeriggio in Piazza Italia. Il fatto è stato segnalato al primo cittadino che ha denunciato, ha sporto denuncia ai carabinieri.
Osservano l'arma, una carabina d'aria compressa, si posizionano su una panchina ed esplodono alcuni colpi. Piazza Italia è tardo pomeriggio di sabato a Villafranca Padovana. Il gran caldo tiene lontani molti cittadini, ma mentre un gruppetto di giovani si diverte così, qualcuno è passato approfittando dell'orario quasi serale, facendo jogging o semplicemente lasciando l'auto nel parcheggio per entrare nel vicino cimitero. Comportamenti potenzialmente pericolosi che sono stati segnalati al sindaco Luciano Salvò, che commenta così. Una bravata fatta da ragazzi muniti di una grande dose di stupidità e soprattutto da ragazzi che devono far passare il tempo, soprattutto in questo periodo. Ecco, non si sono resi conto, probabilmente avendo difficoltà di distinguere tra il bene e il male, che una piazza pubblica non può essere utilizzata per fare cose di questo genere. Quanto accaduto sabato è stato segnalato ai carabinieri dal sindaco, che ha pensato di avvisare la popolazione. La piazza è molto vissuta, lì ci sono gruppi di ragazzi in tutte le ore, insomma, soprattutto serali, poi ci sono anche tante mamme con tanti bambini, insomma, che frequentano soprattutto la parte del parco, ecco. Per cui sicuramente un posto che non può essere adatto a fare bravate di questo genere. Ecco, lei ha ricevuto notizie e presentato denunce ai carabinieri. Io ho dato comunicazioni ai carabinieri e soprattutto in qualche maniera adesso ho anche informato la popolazione, intanto per cercare anche di stimolarla a prestare attenzione al luogo pubblico come quello della piazza, e poi soprattutto anche, se sono in possesso di informazioni, insomma, di trasmetterle ai carabinieri per poter individuare gli autori. A disposizione dei carabinieri anche le immagini delle telecamere. La piazza infatti è videosorvegliata. Servizio di Chiara Gaiani. Intanto i carabinieri di Latisana hanno sgominato la banda che tra fine 2025 e l'inizio di quest'anno ha messo a segno diversi colpi nelle abitazioni, in molte abitazioni in Friuli e in Veneto. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Latisana, in collaborazione con i colleghi di Cento, in provincia di Ferrara, hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione domiciliare personale emesso dalla Procura di Udine in un casolare ubicato nel comune Estense. L'attività finalizzata a individuare i responsabili di numerosi furti in abitazione compiuti tra fine 2025 e inizio 2026 in provincia di Udine e nel Veneto. La perquisizione effettuata, oltre ai numerosi arnesi da scasso, ha dato la possibilità di rinvenire 5.000 euro in contanti, 3 coppie di targhe clonate, numerosi monili e 48 orologi di valore, la cui provenienza è oggetto di approfondimento. L'autovettura in uso alla banda, un SUV tedesco risultato provento di furto, era dotato di sirena e lampeggiante blu, simile a quello in uso alle forze dell'ordine, nonché una paletta stradale rossa e verde utilizzata per agevolarsi durante la fuga. Le indagini hanno permesso di individuare quali responsabili dei furti dei soggetti di origine serba provenienti dalla Campania, che con cadenza quindicinale raggiungevano la provincia di Ferrara, da dove poi, grazie all'ospitalità fornitagli da loro connazionali, quotidianamente si spostavano verso il Friuli e il Veneto. Al termine di ogni giornata la banda rientrava regolarmente presso l'abitazione d'alloggio. Nei giorni scorsi i militari dell'Arma di Latisana, dopo aver individuato l'abitazione presso la quale erano ospitati, hanno fatto irruzione nella stessa e sono riusciti a bloccare 5 serbi, poco prima che gli stessi tentassero la fuga. Sono stati denunciati per riciclaggio, ricettazione e furto in abitazione. Sono in corso le indagini finalizzate ad individuare i proprietari della refurtiva recuperata e per procedere alla restituzione in loro favore. Servizio del nostro inviato Omar Costantini. Adesso andiamo in diretta a Giavera del Montello. Come vi dicevo in apertura, un gravissimo, l'ennesimo incidente sul lavoro, morto un 39enne operaio, ferito un suo collega. In diretta Christian Arboit con Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica. A te Christian. Sì, buongiorno direttore, anche da parte di Nicoletta. Ci troviamo all'esterno della cava di Postumia Inerti, dove questa mattina si è consumata l'ennesima tragedia sul posto di lavoro. Vittima un 39enne Francesco Vona di Vittorio Veneto, ferito un collega residente a Villorba.
Vona è rimasto schiacciato da un rullo. Con ogni probabilità il 39enne è rimasto schiacciato mentre stava tentando di aiutare il collega, rimasto a sua volta impigliato. Da lì la tragedia, con l'immediata mobilitazione del SUEM 118, dei vigili del fuoco. Poi sul posto qui in cava sono arrivati anche i carabinieri e i tecnici dello Spisal. La salma è ancora a disposizione dell'autorità giudiziaria, è entrato il carro funebre, non è ancora uscito, è stata una mattinata drammatica per i colleghi. Sul posto è giunta anche la madre di Francesco Vona, che ha accusato un malore ed è stata portata d'urgenza all'ospedale. Sono momenti difficili, momenti dove chiaramente si alternano tanti sentimenti. Qui all'esterno dei cancelli ci sono diversi delegati sindacali e c'è anche un amico di Francesco Vona, che ringrazio per la sua testimonianza, Pierangelo Zanatta. Pierangelo Zanatta, lei conosceva molto bene Francesco, stamattina vi siete salutati? Stamattina l'ho salutato, mi ha detto ciao Piero, ho fatto la sua battuta come sempre, l'ho salutato e siamo salutati, sono partito, sono andato via. Tutto qua. Quindi era un piccolo rito, ma voi eravate amici, vi frequentavate anche fuori dai luoghi? Sì, fuori i luoghi di lavoro. Ecco, adesso stanno uscendo anche i vigili del fuoco, direttore, perché chiaramente è stata una mattinata di mobilitazioni, i rilievi sono ancora in corso. Pierangelo, quindi questa mattina vi siete salutati, vi frequentavate anche al di fuori del posto di lavoro e poche sere fa vi eravate ritrovati tutti insieme per festeggiare il 39esimo compleanno. Sì, abbiamo festeggiato, mi ha pagato a mangiare a mezzogiorno e siamo andati a mangiare fuori assieme, si era in 2 o 3. Così, siamo salutati come al solito, se belle battute e poi siamo andati a lavorare, tornare a lavorare. E là si scherzava tutti i giorni, si rideva, si scherzava sempre. Tutto qua. Che spiegazione si dà, se si dà una spiegazione in questi minuti, in queste ore? Non ho niente da dire. Non ho più parole, non ho parole da dire. Sì, mi pare fino impossibile ancora. Ecco, tra l'altro non entriamo nel merito della dinamica perché lo Spisa la sta indagando, ma pare acclarato che il ragazzo, il 39enne, stesse aiutando un collega e questo ci dice parecchio anche del suo, probabilmente del suo atteggiamento. Sì. Era una persona generosa. No, generosa, lo chiamavi, se avevi bisogno di piacere era sempre pronto. Lasciava tutto là, ti dava una mano, era bravo. E senta, Pierangelo, ci mostra una scritta che le ha fatto sulla macchina ieri Francesco. Mi ha scritto Francesco numero 1. Numero 1 sono sempre io, mi diceva. Va bene, io sono 2, ho detto. Ho fatto la ridata. Quindi ieri le ha detto Francesco numero 1. Sono io numero 1. Va bene, io 2 te. Basta, si faceva la ridata e basta. Quindi era un clima, era bello lavorare? Sì, era bravo, sì. Era bello lavorare assieme perché lui era con la pala, io ero quel dumper, quel camion, e si incontrava sempre, si faceva le ridate, si vedeva, si faceva la ridata sempre. Grazie davvero. Pierangelo Zanatta, amico di Francesco Vona. Mentre raggiungo con Nicoletti i delegati sindacali, ti faccio sentire, direttore, le parole del segretario generale della UILA del Veneto, Roberto Toigo, poi ritorniamo qui all'esterno della cava. Un'altra morte tragica sul lavoro, un altro schiacciamento. Quando succedono queste cose tu pensi, ma cosa posso fare io? Cosa possiamo fare noi per cambiare queste stragi che capitano continuamente? Una ricetta sola non c'è, serve sicuramente la formazione, serve l'attenzione, serve il rispetto della vita. Piangiamo una persona che non torna a casa, non potrà abbracciare la propria famiglia e nello stesso tempo una famiglia nella disperazione. Prima o dopo andremo, infatti che lui a pensione, sono sempre a pensione. Dove lavora più di 80 anni. Vai, Cri. Allora, sempre bisogno.
Siamo qui con i delegati della Filca CISL, Marco Rossito e Andrea Padrin. Insomma, c'è poco da dire. Voi siete qui però per dare una testimonianza, perché si continua a morire sul posto di lavoro. Noi siamo qua giustamente, ma perché è doveroso, perché comunque un lavoratore anche oggi, fatalità, non sta a noi adesso a dare delle giustificazioni del perché è successo questo, ma purtroppo la realtà è che un amico, un collega, un fratello, un figlio oggi è venuto a mancare e non torna a casa. Ed è l'ennesima testimonianza che purtroppo in questi settori il rischio di infortuni, e nello specifico di infortuni mortali, è altissimo. Marco Rossito, infatti continuiamo a registrare anche nella cronaca incidenti in cava, incidenti nel settore dell'edilizia, è uno stillicidio. Sì, nel 2026 non possiamo assistere a questi numeri e nonostante tutto l'impegno, le leggi, la formazione di cui tanto si parla, troviamo ancora oggi queste situazioni dove una giovane vita è stata spezzata, e quindi questo ci deve far interrogare su tutto quello che circonda il mondo del lavoro e sull'importanza della formazione e dell'attenzione su quello che facciamo quotidianamente. E adesso chiaramente un focus è in corso, grazie Rossito, sulla dinamica, sull'utilizzo di dispositivi di protezione individuale, più in generale sui meccanismi della sicurezza. Al momento quello che è quasi certo è che appunto il 39enne stava aiutando un collega, un amico, perché qui tutti erano amici. Intanto esce il carro funebre con la salma di Francesco Vona. L'incidente questa mattina, quindi alle 8, all'interno della cava è uscito il carro funebre, quindi la salma è rimasta a disposizione dell'autorità giudiziaria per oltre 4 ore. All'interno ci sono ancora i carabinieri, ci sono ancora i tecnici dello Spisal. In questo caso le indagini sono delicatissime, sono indagini anche documentali, si deve vedere appunto se tutto è in regola, se ci sono i piani per la sicurezza, e poi si devono verificare il corretto utilizzo dei DPI, dei dispositivi di protezione individuale, ma forse questi sono tecnicismi in un momento che è segnato da tanto dolore. Per il momento è tutto, direttore, con Nicoletta Rizzetto da Ciavera del Montello. Ti restituisco la linea. Grazie Cristian Arboit, Nicoletta Rizzetto, davvero un bollettino di guerra quello degli incidenti sul lavoro. Voltiamo pagina, adesso andiamo in diretta a Vicenza, perché l'ULSS 8 sta cercando freneticamente, potremmo dire, infermieri. C'è una grave carenza di personale ospedaliero e li cerca anche via social. Andiamo in diretta da Nancy Galdi con il nostro operatore Andrea Benetti. A te, Nancy. Sì, buongiorno direttore, buongiorno a tutti i telespettatori di Rete Veneta. Da Vicenza con Andrea Benetti alla parte tecnica. Ci troviamo davanti all'ospedale San Bortolo con Andrea Gregori, segretario provinciale del NURSI di Vicenza. Esatto, la questione è proprio questa. L'ULSS 8 è a corto di infermieri, una vera e propria emergenza che ha spinto l'azienda sanitaria a lanciare un appello anche sui social, invitando i giovani a candidarsi con il messaggio "lavora con noi, presenta la tua domanda" e ovviamente tutte le informazioni necessarie. Dunque, qual è la situazione infermieri in questo momento e quali sono le conseguenze? La situazione è quella che si verifica quasi ogni anno, con una carenza stimata intorno alle 100 unità entro fine anno. La preoccupazione maggiore arriva nei prossimi mesi, arriverà, perché abbiamo molti colleghi che hanno partecipato a dei bandi di concorso in altre regioni e quindi è prevista, come dire, un'uscita straordinaria rispetto agli anni precedenti. Su questo bisogna un po' intervenire per tempo, per avere
le risorse di ricambio e poi bisognerebbe anche intervenire da un punto di vista regionale su quella che è l'attrattività della professione a livello universitario. Quindi bisogna un po' spingere per avere delle borse di studio, delle agevolazioni tariffarie sui trasporti e sulla residenzialità per i fuorisede. Esatto, perché stanno calando anche le domande e le iscrizioni ai corsi di laurea di infermieristica. Sì, stanno calando, è una situazione che noi ritroviamo in tutte le regioni del nord, ovviamente il Veneto non fa eccezione da questo punto di vista e l'appello dell'azienda è proprio finalizzato a questo e dobbiamo anche far scorrere le graduatorie che abbiamo disponibili per non trovarci poi scoperti nei prossimi mesi. Come state affrontando adesso questa carenza? Ci sono degli strumenti economici che ci permettono di affrontarla con dei rientri che sono retribuiti da fondi regionali e da fondi aziendali, però è una coperta che non può durare a lungo ovviamente, perché questo vuol dire sottoporre il personale a uno stress continuativo. E adesso l'annuncio sui social. Sì, ovviamente è il nuovo canale di comunicazione, è giusto che venga presa questa strada perché è la più appetibile per i giovani e noi speriamo che insomma, le nuove leve si preparino per sostenere il futuro della nostra sanità. Grazie al segretario Andrea Gregori. Direttori, se non ci sono domande restituisco la linea allo studio. Grazie Nancy e grazie anche al nostro operatore. Adesso passiamo dalla carenza degli infermieri a quella dei medici di famiglia. Andiamo in diretta da Chiara Gaiani. A te Chiara. Direttore, buongiorno ai telespettatori. Sì, purtroppo va a braccetto il problema della carenza degli infermieri con quello dei medici di famiglia. A Padova ne mancano, pensate, 30.000. Ci sono zone che non hanno, appunto, dei comuni in cui mancano i professionisti, sia nel nord della provincia, vedi Tombolo, ma anche Cadoneghe nella cintura urbana, e poi Arzergrande, di cui vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi come il sindaco abbia lanciato un appello social alla ricerca di un professionista che sostituisse quello che proprio da oggi non seguirà più 1.500 cittadini di Arzergrande, una ricerca via social che, pensate, è stata condivisa da 74.000 persone. La ricerca per Arzergrande ha funzionato, da fine agosto dovrebbe entrare in servizio un professionista, ma questa resta un grande problema, anche perché il 40% dei medici di medicina generale in Veneto tra il 2021 e il 2025 sono andati in pensione. Molti di questi professionisti, appunto, non sono stati sostituiti. In questo momento Padova è una delle province che soffre di più. Abbiamo cercato di capire che cosa si può fare, qual è la chiave per risolvere il problema, sentendo il segretario della FIMG di Padova, Andrea Dini. Abbiamo raccolto questa mattina l'intervista. Io poi da Padova vi restituisco la linea, non prima di aver ringraziato per la collaborazione tecnica il collega Sandro Ponchio. 30.000 persone a Padova senza medico di base in questo momento, frutto di una mancata programmazione, frutto anche di alcune scelte che forse potevano essere fatte meglio in passato. Sicuramente la carenza di medici di medicina generale è un problema regionale, è un problema che qui a Padova vediamo con questi numeri enormi, con l'azienda ULS che chiaramente sta garantendo l'assistenza tramite dei servizi alternativi come la continuità assistenziale diurna e da questo mese anche con le case della comunità. Ecco, che cosa si può fare per risolvere un problema? Cioè, è un sistema che andrà cambiato, quindi noi pazienti dobbiamo capire che è cambiato qualcosa, oppure si può intervenire in qualche modo? Qual è la vostra proposta come sindacato dei medici di famiglia? Allora, sicuramente è un problema che non si risolverà nell'arco di un anno. I cittadini devono capire che di fronte a questa situazione bisognerà aspettare, bisognerà fare dei compromessi e magari spostarsi nel comune vicino per poter avere la scelta del medico. La nostra proposta chiaramente è quella di
rilanciare il territorio, rilanciare la professione con un nuovo accordo integrativo regionale che stiamo trattando in questi giorni in Regione e che sicuramente dovrà avere inizio dal 1 gennaio 27. Quei modelli UTAP, medicine integrate di gruppo, non vanno gettati, forse è una base da cui ripartire. Assolutamente, qui in Veneto con le medicine di gruppo integrate abbiamo un'esperienza di ormai 10 anni di un modello che ha funzionato, un modello che non è stato esteso a tutti i cittadini. Io credo che per quelli che sono stati i risultati delle medicine di gruppo integrate bisogna ripartire da lì e costruire un modello nuovo che non potrà più chiamarsi medicina di gruppo integrata, perché questo è quello che ci chiede la Regione, ma che da lì deve iniziare. Grazie a Chiara Gaiani e a Sandro Ponchio per la parte tecnica in questo collegamento. Adesso un'altra diretta, questa volta da Venezia, perché la Corte dei Conti si è riunita per il bilancio 2025 della Regione del Veneto. In diretta Anna Maria Parisi con Alberto Pivetta, il nostro operatore. A te Anna Maria. Eccoci, buongiorno direttore, qui dal Palazzo dei Camerlenghi che si trova alle mie spalle, ai piedi del ponte di Rialto a Venezia. Si è conclusa da pochissimo la seduta della Corte dei Conti che ha promosso la Regione del Veneto, ma nella parifica della rendicontazione 2025 ha posto l'attenzione su alcune tematiche piuttosto delicate. Tra queste in primis la superstrada pedemontana veneta con i suoi costi di gestione e quindi la cabina Socrepes a Cortina legata agli investimenti olimpici e non ultima, proprio in merito al discorso che si faceva poco fa con la collega Chiara Gaiani, la questione sanità veneta. Al riguardo abbiamo intervistato proprio poco fa il presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, che naturalmente era presente alla seduta. Sentiamo cosa ci ha detto e poi nuovamente linea a te, direttore. Presidente Stefani, la Corte dei Conti ha promosso la tenuta complessiva dei costi della Regione del Veneto. Sì, un risultato importante, ovviamente con una serie di osservazioni e raccomandazioni di cui faremo tesoro. Sono assolutamente consapevole che un controllo contabile adeguato permette, come ho detto in conclusione del mio intervento, un'adeguata capacità di agire dal punto di vista politico e amministrativo e questo per noi è fondamentale. Ecco, appunto, in merito alla parificazione ha posto l'attenzione su alcune partite delicate, tra queste la pedemontana e la questione Milano-Cortina con la cabina via Socrepes. Sì, sono due questioni che ovviamente teniamo in considerazione, che sono importanti motivi di studio e di analisi contabile. Ovviamente noi faremo tutte le valutazioni del caso anno per anno e cercheremo di offrire sempre il miglior servizio ai cittadini, perché poi tutto quello a cui abbiamo assistito oggi ha una finalità fondamentale: gestire bene le risorse nei confronti dei cittadini. Questa è anche la partita della sanità con il rinnovato contratto ai medici. Sì, il tema della sanità che ovviamente è la stragrande maggioranza del bilancio. Anche la Corte oggi ha più volte ribadito quanto la Regione investa in sanità. È chiaro che serve anche lavorare sui modelli organizzativi, perché la spesa fa sicuramente la sua parte, poi il modello organizzativo che permette a quella spesa di essere efficiente e portare a casa i risultati. Su questo stiamo lavorando, abbiamo già lavorato in realtà essendo la prima regione in Italia a chiudere l'AIR con i medici di base per le case di comunità e successivamente lo faremo anche per quanto riguarda gli specialisti ambulatoriali, chiaramente la costituzione in tutte le case di comunità di realtà vive che permettano al nostro territorio di sgravare il pronto soccorso, gli ospedali e soprattutto di poter garantire cure territoriali e un medico di medicina generale per ciascun cittadino del Veneto. I conti della pedemontana non impongono una riflessione sull'IRPEF? Diciamo che allora, così il presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, intervistato da Anna Maria Parisi. Adesso vediamo una notizia che riguarda la legge elettorale. Poco fa c'è stato il voto alla Camera, la legge elettorale approvata con 217 sì, 152 no. Schlein parla di una maggioranza con la Brodo, Giuseppe Conte dice che il Quirinale non sarà mai
come Colleoppio, quindi molti si stupiranno, ma come ieri praticamente la legge elettorale era stata affossata per un voto, adesso invece passa? Sì, passa perché non ci sono le preferenze, avete capito? Cioè è passata con 217 sì, tra questi c'erano molti di coloro che ieri hanno votato no per affondare le preferenze. Ci ritroveremo ancora una volta con i listini bloccati. Cioè voi pensate di andare a votare, di decidere quali sono i parlamentari? No, noi siamo tutti, cioè tutti coloro che andranno a votare, saranno ancora una volta gli utili idioti che votano per una fazione o per l'altra, salvo che i nomi degli uomini e delle donne che poi siederanno in Parlamento e poi legifereranno, faranno le leggi, sono scelti dai segretari di partito. Quindi ancora una volta cornuti e mazziati, ripetiamo quello che abbiamo detto ieri, questa classe politica che calpesta la democrazia, che si dice fintamente, si dice democratica ma è del tutto finta, è una oligarchia di pochi che comandano, hanno le leve del potere. Noi speriamo che alle prossime elezioni, io personalmente spero che vada a votare il 5% degli italiani, in modo che le elezioni possano essere invalidate, perché è ora di finirla con prendere per il naso il cosiddetto popolo sovrano. Fortunatamente alle comunali, alle regionali, alle europee possiamo dare le preferenze e ieri la Lega ha votato compatta per la candidatura a sindaco di Padova di Roberto Bulldog Marcato. Ho provato un'emozione straordinaria incontrando i militanti della città di Padova per presentare la mia candidatura a sindaco di questa meravigliosa ed unica capitale del nord-est. Massa Beo affida un post sui social Roberto Marcato l'esito del vertice nella sede della Lega Noventa Padovana, dove la sezione cittadina si è riunita per appoggiare la sua corsa a sindaco di Padova. Presente per portare il suo supporto anche il presidente della regione Alberto Stefani, con la segretaria cittadina Federica Pietrogrande, l'eurodeputata Paola Ghidoni, la consigliera regionale Eleonora Mosco, oltre al direttivo e ai militanti del partito. Un'investitura vera e propria per l'ex assessore regionale che sa quanto il tempo corra. Non c'è ancora una data definitiva, ma la naturale scadenza del mandato di Sergio Giordani è nella primavera del prossimo anno. Per questo Marcato vuole ottenere una candidatura unitaria di tutto il centrodestra entro settembre, nonostante i tentennamenti degli alleati. Forza Italia e Fratelli d'Italia, infatti, non hanno ancora sciolto le riserve e chiedono più tempo. Tempo che per il bulldog della politica padovana non c'è. Marcato, infatti, si sta già muovendo da candidato, presenziando ad eventi e feste, oltre ad aver già avviato una serie di incontri con i rappresentanti delle attività economiche, associazioni e reti civiche. Tutto pronto quindi per la partenza nella corsa che porta a Palazzo Moroni. A sinistra intanto non c'è ancora un nome per la successione a Sergio Giordani. I volti più quotati sono quelli dell'ex vice sindaco e consigliere regionale Andrea Michalizzi e dell'attuale vice sindaco Antonio Bressa. Resta da capire se Coalizione Civica accetterà uno di questi nomi o verranno proposte le primarie. Servizio di Francesco Rattai, tornando per un attimo alla legge elettorale che è passata alla Camera, adesso andrà al vaglio del Senato. Al Senato non c'è il voto segreto, perché questi signori che votano per toglierci la possibilità di dare le preferenze, pensate che mettano la faccia? No, lo fanno segretamente, a scrutinio segreto. Il voto segreto si usa soltanto per temi etici, no? Il fine vita, insomma problemi che richiedono che ciascuno possa avere un minimo di riservatezza. No, hanno votato a scrutinio segreto, non sarà segreto al Senato, quindi c'è chi spera che per non perdere definitivamente quel poco di credibilità che ancora conservano i parlamentari
per non vergognarsi, insomma, per non dire siamo noi che abbiamo affossato le preferenze, possano ripensarci, ma è una pia illusione, perché l'obiettivo di tutta questa classe politica è di tornare in Parlamento scelti non dai cittadini ma dai loro amici segretari di partito, che ovviamente vogliono sui banchi dei senatori e dei deputati molto accomodanti, molto disponibili, sempre disposti a fare gli yes men e gli yes women. Quindi ancora una volta andiamo verso un'altra porcata elettorale. Adesso invece cambiamo pagina, passiamo dalla casta alle zanzare e alle infezioni purtroppo gravi che vengono riscontrate sul nostro territorio. Qui siamo di fronte a un secondo caso di chikungunya e andiamo nel Vicentino, a Rosà, da Monica Smiderle e dal nostro operatore Renzo Rigona. A te, Monica. Buongiorno a te direttore, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Dicevi bene, è stato diagnosticato qui nel territorio comunale di Rosà un caso di chikungunya. Con noi c'è il sindaco Elena Mezzalira. La persona infettata è una persona che è di recente rientrata da un viaggio all'estero, presentava sintomi tipici dell'influenza ma particolarmente acuti, pertanto si è rivolta al pronto soccorso dell'ospedale San Bassiano, è stata sottoposta a controlli specifici, appunto è risultata positiva a questo virus che viene trasmesso dalle zanzare. Di conseguenza è scattato il protocollo regionale che prevede la disinfestazione dell'area di residenza della persona ammalata, ma direi prima di sentire il sindaco di sentire insieme l'intervista che abbiamo realizzato con il dottor Lorenzo Bulegato, che è il direttore del Dipartimento di prevenzione dell'ULSS 7 Pedemontana. Sentiamo. Ieri ci è stato notificato un caso di chikungunya di una persona che è rientrata da un viaggio all'estero in Madagascar, residente nel comune di Rosà. Questa persona ha manifestato dei sintomi al rientro, ma si è contagiato nel paese dove è stato e ha avuto come sintomo, adesso sta bene, ha avuto come sintomatologia dei sintomi simili influenzali con febbre, artralgie, dolori quindi alle articolazioni, astenia, e a seguito di questo è andato in pronto soccorso e prontamente il pronto soccorso ha fatto la diagnosi e quindi la segnalazione. A seguito di questo naturalmente esistono dei protocolli previsti dalla Regione Veneto, per cui ci siamo attivati insieme all'amministrazione comunale per attivare le disinfestazioni previste, adulticide e anche larvicide. Perché è una malattia trasmessa dalla zanzara. È una malattia sì che necessita un vettore che viene trasmessa dalla zanzara e di conseguenza per proteggere, diciamo, per evitare che vi siano altri casi o che si ammalino le stesse zanzare che poi possono trasmettere la malattia, è necessario effettuare questi trattamenti abbattenti. Ci sono rischi per la salute pubblica, dottore? Direi di no, non ci sono rischi, però questi trattamenti vengono fatti assolutamente in modo preventivo proprio per evitare che si creino situazioni di rischio. Abbiamo sentito dunque il dottor Lorenzo Bulegato. Sono necessari trattamenti di disinfestazione. Sindaco, quando sono iniziati? Sì, i primi trattamenti sono iniziati intorno alle 3 di questa mattina, perché si è aspettato appunto il passare del maltempo, e poi successivamente in prima mattinata ci siamo trovati qui in municipio per un primo confronto, un coordinamento, in modo che le squadre potessero partire intorno alle 9 per quella che è la disinfestazione a domicilio, ossia che interessa i giardini, le caditoie delle singole abitazioni. Insomma, è un'azione anche piuttosto
piuttosto puntuale e precisa che coinvolge circa un'ottantina di civici. Fortunatamente la zona, che è una zona ad ovest di Rosà, tra Rosà e Travettore precisamente, non ha una forte densità abitativa, però le case presenti hanno tutti giardini, orti, animali, quindi è necessario comunque appunto un'azione che interessi le aree anche esterne delle singole abitazioni. Ringrazio la Protezione Civile perché grazie ai volontari ieri sera siamo riusciti ad informare la popolazione, la cittadinanza, portando dei volantini con dei riferimenti utili, con il numero verde, ma anche con i numeri dei nostri uffici da poter contattare per informazioni specifiche, e quindi sono stati allertati. È un'area che interessa l'area di residenza di questa persona che è ammalata. Sì, diciamo che il protocollo regionale, insomma, che sta applicando l'ULSS, e noi in stretta collaborazione con l'ULSS e la ditta incaricata, prevede appunto un raggio d'azione di circa 200 metri dall'abitazione della persona, perché comunque la persona non si era mai mossa da casa in questi primi giorni in cui ha riscontrato i primi sintomi, e quindi appunto ci si sta muovendo in un'area comunque ristretta. Sindaco, rispetto a noi in questo momento, direttore, ci troviamo proprio in centro a Rosà, alle nostre spalle c'è la chiesa, si tratta di un'area più ad ovest. Sì, un'area un po' dove inizia ad esserci aperta campagna, però appunto le persone, grazie ai volontari della Protezione Civile, sono stati informati, grazie anche ai mezzi di stampa. E quindi insomma oggi, durante la giornata di oggi, appunto vi sarà l'accesso ai giardini delle singole abitazioni, ed è un'azione che continuerà nei prossimi giorni, si presume possa terminare nella giornata di sabato. Io ringrazio il sindaco di Rosà, Elena Mezzalira. Direttore, la linea torna allo studio. Grazie Monica Smiderle con il nostro operatore Renzo Rigona. Adesso con i nostri registi Italo Morao e Simone Merlo andiamo in pubblicità, ma state con noi. Riprendiamo con la cronaca e la terribile vicenda del neonato che è stato seviziato. Vediamo il titolo del Gazzettino: neonato seviziato dal papà per renderlo disabile e avere i sussidi. Questo genitore criminale è stato condannato a 8 anni. A Treviso, dopo l'ennesimo episodio al Parc dal Negro, il sindaco Conte valuta l'estensione della zona rossa anche a quel quadrante, ma dice il park deve essere tutelato anche con sbarre anti-intrusione che in effetti stanno per essere posate. Sentiamo. Io sono favorevole a quando si incrementano i controlli. Noi con la polizia locale stiamo facendo un lavoro straordinario anche nella gestione di quel parcheggio che ricordo essere in gran parte privato. Siamo intervenuti con la pulizia, con la sanificazione. Quando l'ho fatto sono stato attaccato, criticato dalle opposizioni, le stesse opposizioni che oggi mi chiedono di intervenire. L'ennesimo episodio di violenza e l'esasperazione dei cittadini e utilizzatori del Parc dal Negro non lascia insensibile il primo cittadino, che riflette su una zona rossa da estendere in futuro anche a quel quadrante di città. Chiederò alla Questura e ai Carabinieri di rafforzare i controlli, ma soprattutto chiederò che coloro che hanno delle responsabilità paghino per i reati che compiono e soprattutto che vengano allontanati dalla nostra città. Quindi noi non abbassiamo la guardia, mi dispiace per quanto è successo, ovviamente il primo a essere arrabbiato sono io, è altrettanto vero che sono episodi assolutamente imprevedibili. Erano state annunciate sbarre anti-intrusione 1 mese e mezzo fa, ma adesso pare che l'installazione sia imminente. Abbiamo più volte sollecitato la proprietà e siamo in attesa che ci venga comunicato il momento dell'installazione delle chiusure pedonali. Crediamo che sia un deterrente fondamentale. Il parcheggio è per la gran parte privato e quindi spetta al privato attuare questo tipo di soluzione che era stata anche concordata e condivisa con l'amministrazione. Quindi noi continuiamo a sollecitare, nel frattempo continueremo a pulire, a sanificare e ad allontanare coloro che si comportano male, ma non soltanto dal Parc dal Negro, da tutta la città. Speriamo poi che le norme ci accompagnino in questo processo di riqualificazione anche umana della nostra
nostra comunità. Quanto alla pescheria, il sindaco è conscio del problema, respinge al mittente le critiche sui suoi predecessori e promette risposte. Il problema della pescheria è legato soprattutto alla maleducazione di certi giovani che sono già stati identificati, sanzionati più volte. Evidentemente la lezione non l'hanno ancora capita. Torneremo a spiegare in modo ancora più determinato, cioè segnalando, denunciando e multando quelli che sono i comportamenti corretti in una città. Comportamenti corretti in una città, a Venezia si sa di cosa si parla quando si parla di comportamenti scorretti. Ricordate il giovane che era salito sopra un vaporetto e che poi era stato denunciato. Invece in un altro caso dei ragazzi si sono arrampicati ubriachi sulla statua di Carlo Goldoni in campo San Bortolo, e l'associazione No ai danni da Movida chiede all'amministrazione interventi capillari di informazione per i turisti, in modo che imparino in qualche modo a rispettare la città. Arrampicati sulla statua di bronzo di Goldoni, stesi a terra come se campo San Bortolo fosse un prato, l'incrocio tra le calli utilizzato per i propri bisogni o per vomitare qualche drink di troppo, schiamazzi e urla fino alle 4 del mattino. È la denuncia di alcuni residenti di campo San Bortolo, poco distante dal ponte di Rialto, che la sera tra lunedì e martedì sono stati ripetutamente svegliati da alcuni giovani turisti ubriachi che salivano e scendevano ripetutamente dalla statua. Non la prima volta che i residenti si trovano ad affrontare situazioni di movida molesta. Crescono intanto nel 2026 le segnalazioni al comitato No Danni da Movida. In questi giorni 100 segnalazioni. Sono segnalazioni che il Consiglio direttivo manda alla Polizia locale inerenti il disturbo a quiete pubblica, la mala movida, il debordo plateattici, i plateattici abusivi. Segnaliamo l'occupazione suolo pubblico di clienti che mangiano e bevono seduti sui ponti, sugli scalini, usano i pozzi del 1300 a mo' di vassoio con bicchieri e piatti dei bar e dei ristoranti. Dal turista che si arrampica sul vaporetto a chi mangia nei pressi dei monumenti fino a chi si arrampica sulle statue, il comitato No Danni da Movida chiede un intervento deciso dell'amministrazione e dell'assessore alla sicurezza. Ci dispiace molto vedere la città trattata in questo modo, però crediamo che a Venezia manchi l'informazione. Chiunque pensa che a Venezia può fare tutto quello che vuole, perciò quello che si potrebbe fare è una grande campagna pubblicitaria dove i divieti vengono scritti in tutte le lingue possibili. Servizio di Edi Caliman, vediamo adesso a Belluno si infiammano le polemiche sullo stato di abbandono in cui versa il parco fluviale di Lambioi. I lavori iniziati 3 anni fa sono in grave ritardo e per la terza estate consecutiva bellunesi e turisti devono rinunciare all'unica possibilità di svago e di refrigerio. Ci racconta tutto Fabio Fioravanzi. Ai piedi di Belluno, che sovrasta il parcheggio di Lambioi, che è il punto d'arrivo per chi viene da fuori e vuole parcheggiare, siamo con un ex consigliere di maggioranza. Dall'altra parte della strada, se Stefano vuole inquadrare, c'è l'area di cui andremo a parlare, quella che sarebbe dovuta essere la spiaggia dei bellunesi. Posso definirla così? Certo, assolutamente sì, come era prima di Vaia. È stato fatto un interessante progetto dalla Giunta de Pellegrin, valido, ancora in piedi, stiamo parlando di 5 milioni di euro. I lavori sono iniziati, i primi lavori sono stati concentrati proprio tutto sul parco fluviale di Lambioi, ma questo è successo 3 anni fa, un lavoro che doveva essere finito in 320 giorni. Se voi entrate adesso al parco fluviale di Lambioi non si vedono i lavori fatti, meravigliosi lavori fatti 3 anni fa, è tutto in stato di abbandono. Le faccio anche un semplice esempio, anche se non cade nella responsabilità del comune di Belluno. Quando c'era prima di Vaia la spiaggia di Lambioi Beach con tutte le sdraio, gli ombrelloni e tutto, c'era la vista sul Piave, c'era il muraglione in bella vista, era il muraglione dove gli studenti andavano a farsi le loro giornate di plau, a prendersi il sole, a fare la passeggiata, e dove c'erano le scalette che scendevano. Cosa facciamo adesso? Un parco fluviale, la spiaggia di Lambioi, e non abbiamo neppure la vista sul Piave? Questa è una piccola cosa. Io ieri ho fatto un giro
tutte le persone mi hanno fermato, c'erano i carbonazzi che mi passavano in mezzo alle gambe, c'è una pantegana che peserà 7 kg all'ingresso della piscina che da rendering dovrebbe diventare una piscina naturale, ma quello è uno stagno a cielo aperto che sicuramente è stato costruito in modo sbagliato, perché se noi andiamo sul posto a vedere, la piscina sarà almeno 3 metri più alta dello scorrere dell'acqua del Piave. E di chi è la colpa a questo punto? Cerchiamo anche di vedere una responsabilità, perché i lavori sono stati fatti, i soldi c'erano perché è un finanziamento che arriva dallo Stato, però il parco è chiuso. Certo, questa domanda me la pongo sempre anch'io. Sicuramente sappiamo che ci sono state delle problematiche con la ditta appaltatrice dei lavori e ci sono state problematiche serie, già ai tempi dell'assessore Rocon lui si lamentava di questo. Però è ingiustificabile che a distanza di 3 anni, ok, questa ditta ha fatto degli errori, ma secondo me c'è anche una mancanza dal punto di vista comunale. Io non voglio fare polemica, io mi auguro che tra un anno sia uno splendore, però questa è una cosa indegna, proprio indegna. Voglio dire, ci svegliamo adesso che il parco deve essere inaugurato, entro la fine di luglio sembrava dovesse essere dato in appalto. Molto probabilmente mi viene da pensare che forse su 30-33 persone che siamo in consiglio comunale, pochi hanno provato a fare un giretto giù nella zona dei Lambioi. Ma secondo lei in quest'estate 2026 i bellunesi riusciranno ad andare nella spiaggia, chiamiamola così, di Lambioi e vedere il Piave? Ma assolutamente no, è una cosa improponibile. Io mi auguro che per il 2027 venga data in concessione, venga finalmente tornare allo splendore che era prima di Vaia, ma non se ne parla, è improponibile. Vi suggerisco di fare un giretto e poi vedrete con i vostri occhi. Grazie Fabio Fioravanti e Stefano Bozzi per la parte tecnica. Vediamo adesso un grosso masso che è stato fatto esplodere sulla parete a ridosso della miniera di magnesio a Carpanè di Valbrenta. Vediamo. 3 suoni di allarme che annunciavano la deflagrazione e poi un boato tremendo che ha parcellizzato parte di roccia sulla parete a ridosso della miniera di magnesio a Carpanè di Valbrenta. La fetta di roccia che è stata fatta cadere è stata importante, da quello che abbiamo visto da qui, insomma, è defluita rispetto ai luoghi che erano stati immaginati. Perché è stata necessaria questa operazione? Questa è un'operazione che è stata richiesta dal concessionario della miniera per rendere agibile un piazzale che viene utilizzato per delle attività di estrazione. L'attività economica è rilevante e quindi ha fatto sì che si adottassero delle misure di cautela per la statale 47 e per la ferrovia sottostanti. La statale 47 e la linea ferroviaria sono state chiuse per un'ora. Dopo l'esplosione sono partite le bonifiche da Polfer, Polizia di Stato e ANAS per accertarsi che sia il manto stradale che la ferrovia fossero sgombre da qualsiasi detrito. Per quello che ha riguardato il comune di Valbrenta, ovviamente noi siamo responsabili dell'incolumità pubblica dei cittadini, quindi ci siamo dovuti occupare sostanzialmente di fare in modo che le abitazioni prossime all'intervento non fossero occupate, che il fiume non fosse percorso dalle attività di rafting e di canoa, che non ci fossero persone in fiume. Quante persone sono state fatte evacuare, se sono state fatte evacuare? In particolare una famiglia che era in una zona sottostante, poi altre persone insomma che utilizzavano, che erano presenti in fiume come da ordinanza, però è tutto, da questo punto di vista è stato tutto eseguito nel massimo rispetto dell'ordinanza. Vediamo il dibattito se istituire o meno un biglietto d'accesso alla piana del Cansiglio. Secondo l'assessore al turismo e vicepresidente della Giunta regionale del Veneto è sicuramente un modo per gestire gli eccessi, anche se la soluzione definitiva sarà la prenotazione via web. I ticket non sono sicuramente un benvenuto per i nostri ospiti, però abbiamo sicuramente delle realtà che vanno governate e non farsi governare dal turismo. Il Cansiglio è una di quelle dove la Regione intende governare il turismo e i suoi eccessi.
A confermarlo il vicepresidente e assessore di comparto del Veneto, che però non specifica se con un biglietto d'entrata vero e proprio o il pagamento di uno stallo di sosta magari prenotato per tempo. Perché, secondo il vicepresidente Pavanetto, il futuro della Piana, divisa tra 3 comuni, 3 province e 2 regioni e in genere di tutte le località turisticamente ricercate, sta nella tecnologia. Nell'era digitale tutte le informazioni che raccogliamo e che costantemente raccogliamo possiamo sicuramente invitare e fornire le informazioni ai nostri turisti per frequentare le nostre località nei periodi dove magari non c'è l'affollamento. Quindi prenotazioni d'entrata via web, non necessariamente a pagamento, ma sicuramente a numero chiuso, per il bene del turista e quindi del turismo stesso. Una cultura di rispetto del territorio e quindi un turismo responsabile e che sia anche, diciamo, rispettoso appunto di quello che è l'ambiente che lo circonda, rispettando non solo se stesso ma anche il turista a fianco, che naturalmente non deve trovarsi ingorgato nel traffico. Torniamo alla nuova legge elettorale approvata dalla Camera, non essendoci le preferenze l'hanno subito approvata in 217 perché ancora una volta si impedisce agli italiani di votare per i loro parlamentari, per i senatori e per i deputati, e tutto questo avviene mentre per esempio appunto in Parlamento ci sono uomini e donne che sono lì da 10, 15, addirittura 20 mandati, cioè una vita passata in Parlamento, sempre nominati, mentre invece i governatori chiedono umilmente che ci possa essere, rispetto al voto degli elettori, un terzo mandato. No, lì c'è il tetto, 2 mandati e poi a casa. Su questa situazione paradossale sul no alle preferenze abbiamo sentito con i nostri colleghi triestini il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Il terzo mandato, non lo so, si spengono un po' quello che era un po' l'ultima speranza? No, vabbè, ma la Lega ha presentato questo emendamento con la consapevolezza della forte rischio di inammissibilità, perché la materia era la legge elettorale nazionale. L'ha fatto proprio invece per tenere sul tavolo la questione terzo mandato, dopodiché la maggioranza deciderà. Devo dire però mi sembra alquanto particolare che si fa la battaglia giusta per far scegliere al cittadino con le preferenze e invece si blocca la possibilità di scegliere al cittadino chi fa il sindaco o il presidente di regione con una legge che impedisce ad alcuni di candidarsi. È alquanto particolare, cioè che un parlamentare, oltretutto col voto di ieri a lista bloccata, può fare mandati infiniti, chi invece viene eletto direttamente dai cittadini non possa candidarsi. Però insomma questa mi rassegno, perché forse le battaglie che si proclamano in televisione, facciamo scegliere al cittadino, valgono solo quando conviene uno all'altro. Quando c'è un principio invece da garantire, magari non conviene così tanto, allora quella battaglia non si fa. Così ieri sera ai nostri microfoni il governatore Massimiliano Fedriga sulla bocciatura dell'emendamento della Lega sul terzo mandato ai governatori a margine della presentazione delle nuove maglie dell'Udinese. Il numero 1 della regione è stato solleticato a lungo anche questa mattina sul momento difficile vissuto dal governo Meloni, sulla questione della legge elettorale, sul nodo preferenze, in occasione dell'udienza della Corte dei Conti per il giudizio di parificazione del rendiconto generale della regione. In particolare si è parlato di una possibile crisi dell'esecutivo. Credo proprio di no. Penso sarebbe una follia pensare che sulla legge elettorale, cioè come si eleggono i parlamentari, si faccia una crisi di governo. La gente non capirebbe assolutamente una cosa del genere, sarebbe una politica che parla a se stessa. Quanto alla possibilità che Futuro Nazionale di Vannacci entri a far parte della coalizione di centrodestra, Fedriga parla di principi insindacabili. In maggioranza sta chi condivide un programma. Personalmente, se lo posso dire, chi inneggia con queste provocazioni continue, la decima mas, chi scrive in un libro che sarà un libro, sarà un racconto, ma che faceva da ragazzino perdeva l'equilibrio per toccare la pelle di una persona di colore, o chi dice che l'omosessuale è una persona non normale, personalmente sono provocazioni che di fronte ai cittadini sono profondamente sbagliate e per me non giustificabili. Infine la questione della possibile candidatura a sindaco di Trieste, che a dirla tutta tiene in scacco anche la stessa opposizione sulle scelte strategiche da mettere in campo per il capoluogo di regione. Lei ieri un po' ha scherzato con i nostri colleghi di TV12 sulla sua candidatura a sindaco di Trieste, che non esiste, eccetera, eccetera. Vediamo di
si dà un termine per decidere, mettiamola così. Ma non dipende solo da me, io leggo commenti anche di varie forze politiche, c'è una coalizione che decide, c'è, devo dire, ovviamente anche dopo di conseguenza una mia scelta, ma oggi io faccio il Presidente di Regione, voglio continuare a fare il Presidente di Regione e quindi dopo vedremo cosa succederà da qui ai prossimi anni. Prendiamo atto che Massimiliano Fedriga dice di essere favorevole alle preferenze, ma annotiamo che la Lega e Forza Italia contro le preferenze si erano espresse per poi cambiare parere all'ultimo momento e facciamo notare che i franchi tiratori che hanno affossato questa legge sarebbero proprio quelli di Lega e Forza Italia. Andiamo in pubblicità con i nostri registi Italo Morao e Simone Merlo, state con noi. La gravissima vicenda dell'attentato mafioso ai danni del sindaco Moreno Marsetti, che continua a collaborare con gli inquirenti perché vuole risalire ai responsabili, e parla di una intimidazione legata alla sua attività in comune. Sentiamo. Sono una figura che non ha mai avuto paura. L'unica mia paura è che queste azioni si riversano magari sui miei familiari o su qualcun altro o che si possano ripetere. Il sindaco di Malo Moreno Marsetti, vittima dell'incendio doloso che ha distrutto la sua autofficina di ricambio gomme a Isola Vicentina in via Europa, non indietreggia. Le indagini dei carabinieri di Schio e di Vicenza, coordinati dalla Procura della Repubblica, proseguono a sprombattuto. Ci sono filmati sia della mia azienda, che adesso forniremo agli organi investigativi, sia da parte dei vicini dei capannoni, per capire un po' come sono state le dinamiche dei fatti. L'attività lavorativa della famiglia Marsetti non aveva problemi. Per quanto riguarda l'attività lavorativa non ho mai avuto problemi con nessuno, abbiamo sempre svolto il nostro lavoro, abbiamo un'attività che comunque era in crescita, poteva fare ulteriori numeri anche a livello proprio di fatturato. Il sindaco non ha alcuna intenzione di mollare e sta collaborando con gli inquirenti per risalire ai criminali che hanno provocato le fiamme milionarie. A livello politico, anche qua, tante sono le riflessioni che sto facendo, di notte ormai non si dorme più, si pensa a come può essere stato, chi può essere stato, da dove deriva questo, tante sono le riflessioni. E l'unica risposta che posso darmi sarà sicuramente quando sarà conclusa l'indagine investigativa da parte delle forze dell'ordine e mi daranno chi è stato il colpevole. Servizio di Vano Tolettini, molta solidarietà dimostrata nei confronti del sindaco di Malo, e domani pomeriggio alle 16 è prevista la mobilitazione di solidarietà di altri sindaci e dei cittadini. Una risposta ferma, corale e democratica contro ogni violenza e intimidazione. È quella che lanciano i sindaci e i cittadini dopo l'attacco subito da Moreno Marsetti, vittima del grave attacco incendiario che ha devastato il capannone dell'azienda di famiglia a Isola Vicentina. Le istituzioni non si lasciano intimidire e per questo venerdì prossimo, 17 luglio, alle 4 del pomeriggio, i sindaci vicentini sono pronti a schierarsi davanti al municipio di Malo con le fasce tricolori. Il messaggio è: chi tocca un amministratore locale tocca lo Stato e tutta la comunità. Il primo obiettivo nostro è di manifestare vicinanza e solidarietà a questo amico, prima ancora che collega, che ha appunto in questo momento delle difficoltà, e quindi venerdì pomeriggio alle 4 organizzeremo un incontro proprio in comune a Malo per manifestare plasticamente la vicinanza dei tanti amministratori e anche dei suoi cittadini che gli sono molto vicini in questo momento. Il messaggio viene lanciato chiaro e forte: bisogna riaffermare i valori della legalità, del rispetto e della solidarietà civile. Chiediamo allo Stato un rafforzamento concreto della presenza delle forze dell'ordine e norme sempre più efficaci contro chi distrugge il lavoro e mette a rischio la sicurezza. Venerdì saremo a Malo, insieme ai sindaci, alle categorie economiche e a tutti i cittadini che vorranno partecipare, per dire con una sola voce che il nostro territorio non è solo.
Stiamo valutando anche una raccolta fondi con imprenditori locali, con gli amministratori, con i cittadini, al fine di sostenere economicamente anche una realtà imprenditoriale che in questo momento è veramente azzerata e necessita di poter ripartire e mantenere quelli che sono gli impegni che ha nei confronti dei dipendenti e dei fornitori. Servizio di Carlo Alberto Inghilleri, un altro sindaco che dà caccia ai responsabili di un episodio ovviamente di circostanze dai contorni completamente diversi. Si tratta di atti vandalici a Colceresa. Sono state danneggiate un paio di panchine, la casetta e altri danneggiamenti lungo il sentiero di Lanari presso via Laverda, anche lì panchine, una della segnaletica in legno. I vandali hanno preso di mira il parco di via Angarano e il sentiero di via Laverda. Siamo a Colceresa, in poche ore il comune si è dato da fare e ha già fatto ripristinare sia gli arredi in legno che il vetro della casetta, ma se i danni materiali sono stati sistemati rimane l'amarezza per questi gesti ingiustificabili. E la riparazione dei danni è sostenibile, tutte cose che si possono riparare, rimane l'amarezza di un gesto fastidioso sicuramente. L'invito come sempre è di utilizzare gli spazi pubblici, lo vedete anche alle mie spalle, ci sono dei ragazzi che in questo momento stanno giocando e noi siamo contentissimi ci sia vita sui nostri parchi, però l'utilizzo deve essere consono e ovviamente deve avere rispetto di tutti, quindi il mio invito ovviamente, se qualcuno ha visto qualcosa, è sicuramente dare qualche informazione che può essere d'aiuto alle indagini. Le indagini infatti sono in corso, non è la prima volta che si verificano episodi di questo tipo. La misura è colma, prosegue il sindaco Costa, quanto capitato è la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Abbiamo la nostra rete di telecamere, abbiamo i nostri sistemi di videosorveglianza, abbiamo bisogno ovviamente anche degli occhi dei residenti e ovviamente delle forze dell'ordine che sono state anche comunque allertate. 10 anni fa il crack della Banca Popolare di Vicenza che travolgeva lo storico presidente dell'Istituto di Credito Gianni Zonin, e oggi è il gruppo vitivinicolo della stessa famiglia ad attraversare una fase ancora molto delicata. Sono passati 10 anni dal fallimento della Banca Popolare di Vicenza, il crack che pose fine ai 20 anni di presidenza di Gianni Zonin e segnò profondamente l'economia vicentina. Oggi a trovarsi in difficoltà è l'altro grande patrimonio costruito dalla famiglia, il gruppo vitivinicolo Zonin 1821. Dopo aver chiesto l'accesso alla composizione negoziata della crisi, l'azienda che dà lavoro a 527 persone conferma di valutare tutte le opzioni per garantire continuità industriale e finanziaria. Tra queste c'è anche la possibile cessione di alcune delle tenute storiche. L'interesse più concreto riguarda Cabolani, in Friuli Venezia Giulia, una delle aziende più prestigiose del gruppo con quasi 600 ettari vitati e una produzione che supera i 3 milioni di bottiglie all'anno tra vini DOC e Prosecco. Secondo indiscrezioni sarebbero già in corso interlocuzioni con investitori italiani e stranieri. La vendita di Cabolani potrebbe essere soltanto il primo passo di una più ampia riorganizzazione. Resterebbero invece fuori dalle trattative le aziende considerate strategiche, a partire dalla storica sede di Gambellara, nel Vicentino, cuore della Zonin 1821. I numeri spiegano la gravità della situazione. Alla fine del 2025 il gruppo presentava 83 milioni di euro di debiti verso le banche, con l'avvio della procedura di composizione negoziata. Il fatturato al 31 dicembre è diminuito del 10% a 188 milioni. Il piano di risanamento punta ora a ridurre l'indebitamento, reperire nuova liquidità e preservare la continuità aziendale, che conta per adesso 7 cantine e 1300 ettari vitati. Per Vicenza è una pagina dal forte valore simbolico. Dopo la crisi della Popolare, un altro pezzo della storia economica legata al nome Zonin affronta la sfida decisiva. Servizio di Ivano Tolettini, vediamo sempre per l'economia un fatturato di oltre 200 milioni di euro, 1 migliaio di dipendenti. Texa, leader mondiale nel settore dell'automotive, investe nel welfare aziendale con tanto di pizzeria per i dipendenti. Accanto
Accanto al ristorante e al caffè ora c'è pure una pizzeria dove i dipendenti possono mangiare durante la pausa pranzo. Poco distante la sala svago con biliardo, ping pong, tavoli da calcio balilla. Siamo alla Texa di Monastieri, innovativa azienda leader mondiale nella progettazione e realizzazione di strumenti diagnostici e componentistica per auto, moto, camion ed imbarcazioni. 1 migliaio di dipendenti, 750 dei quali nella sede principale. E proprio ai collaboratori e alla loro felicità Bruno Vianello, presidente e fondatore, indirizza la sua attenzione. Io dei miei collaboratori posso solo cercare di renderli felici affinché poi anche loro fanno di tutto per remare, per fare in modo che questa azienda, in questi momenti tra l'altro non facili di globalizzazione delle aziende, eccetera, eccetera, di mercati emergenti, eccetera, eccetera, dobbiamo avere dei soldati forti che sono i collaboratori. Un'impostazione olivettiana che mira a mettere al centro il benessere delle persone che lavorano per l'azienda e dove la crescita economica va di pari passo con quella della comunità. E così qui si pensa ad attrarre i lavoratori, soprattutto i giovani, con una serie di incentivi che riguardano anche l'alloggio. A poca distanza dall'azienda verranno infatti costruiti degli appartamenti, intanto una decina, da destinare ai dipendenti. I collaboratori sono una parte fondamentale dell'azienda perché l'azienda vive perché c'è qualcuno che ha fatto crescere l'azienda, ma principalmente perché ci sono tante persone che credono in questo qualcuno e nell'azienda per portare avanti le cose che l'azienda costruisce, i prodotti che fa. Servizio di Marta Marangon, vediamo gli ospiti di questa sera a Focus alle 21:15 circa. Anna Maria Bigon, Marco Brigo, Valentina Dalla Corta, Katia Margolis, Dami Sama e Stefano Trubian. È tutto per oggi, grazie a Italo Moravo e a Simone Merlo in regia. Se lo vorrete ci vediamo stasera alle 21:15 circa con Focus. Buona giornata.